via, cioè puntare sulla qualità sempre di più, perché sulla quantità abbiamo, chiaro che se ci confrontiamo con l'Argentina, con il Sudafrica, con l'Australia, cosa costa un ettaro di niente in Australia? Un decimo rispetto a noi, quindi non possiamo competere, i costi di produzione in certi paesi non sono paragonabili con i nostri, quindi noi possiamo esserci, vincere, resistere, sviluppare, investire solo unicamente sfruttando l'ambiente, la storia, l'identità, i marchi. Questa è la nostra vocazione. Ecco, ma che senso avrebbe, dicevo poco fa, tutto questo se non poi andassimo a rovinare in maniera magari irreparabile, come è avvenuto purtroppo negli anni 60-70, perché dobbiamo dircelo come noi, negli anni 60-70 è stato distrutto, per fortuna non del tutto, un territorio splendido con costruzioni così alla garibaldina, siamo al 150enario, insomma, fatte così, e abbiamo rovinato, è stato rovinato il territorio. Adesso non ce l'ho con i geometri assolutamente, grande simpatia per i geometri, però negli anni 60, 70 e anche poi negli anni 80 è stato fatto un disastro ambientale, quello dilapidare un patrimonio meraviglioso. Ecco, questo lungo preambolo per dirvi che senso avrebbe lavorare, investire, riuscire qualche volta episodicamente, in questo caso con successo, a fare squadra, a portare a casa un risultato, poi si direte il marchio più bello, se tutto questo dovesse essere poi rovinato da una ferrovia che non serve a niente, parlo della TAP. Allora, non serve assolutamente a un fico secco. La TAP si fermerà a Trieste e a Gorizia. La Slovenia non vuole fare la TAP, l'Ungheria non vuole fare la TAP. Che senso ha dilapidare 5 miliardi di euro dei contribuenti italiani per fare una TAP che si ferma a Gorizia? Abbiamo quanta gente va da Mestre a Trieste al giorno? Quanta gente va da Trieste a Mestre al giorno? Non sono milioni di persone, neanche centinaia di migliaia, neanche decine di migliaia. Che senso ha? Abbiamo già una ferrovia attualmente, si può aumentare i merci di notte, puoi mettere un binario in più, puoi spendere 200-300 milioni di euro invece che 5 miliardi di euro e magari fare qualcos'altro di migliore, di più utile per il nostro territorio. In questo momento immaginare per non parlare poi del tracciato basso, è follia, c'è qualcuno che vuole fare la TAP che si ferma a Jesolo o la TAP fa la fermata a Caule, poi fa un'altra fermata, c'è qualcuno che confonde la TAP con la metropolitana di superficie, se mai da fare quella la metropolitana di superficie e utilizzare e magari fare anche dei treni per i pendolari e per gli studenti che facciano meno schifo di quelli che ci sono adesso. Questo direi che sarebbe più utile. E magari sistemare le strade che abbiamo, una rete stradale senza fare di nuove, la rete stradale su quelle che abbiamo, magari rifacendole, aiutando la provincia e la regione con risorse finanziarie a poter fare sempre di più e sempre meglio. Quindi questa mia provocazione per dire che tutto questo lavoro che dobbiamo fare in parte abbiamo fatto, ma che dobbiamo fare sempre di più e che è davanti a noi e davanti alle nuove generazioni di imprenditori agricoli, degli amministratori locali, regionali, provinciali e nazionali di oggi e del futuro, perché questa è la scommessa vincente del nostro territorio e non c'è divisione politica che tenga, perché quindi dobbiamo lavorare tutti insieme per il nostro territorio. Dopo si confronta le elezioni, però sappiamo che dopo le elezioni, un minuto dopo, dobbiamo lavorare tutti insieme per valorizzare il nostro territorio, per fare squadra, veramente nei fatti, senza gelosie, tutto questo non può essere dilapidato con una opera pubblica assolutamente inutile da un lato, dannosa, fortemente impattante per il territorio. Immaginate un territorio del Veneto orientale, Zanetta, parlo a te che così dopo mi mandi su internet. Il Veneto orientale, la nostra meravigliosa bonifica, che è un terreno, è un territorio meraviglioso anche dal punto di vista ambientale. I vigneti dell'Isopra Maggiore, i vigneti fantastici che abbiamo qui a pochi chilometri, dove si fa il bison di OCG con una rotaia che viaggia a 10 metri d'altezza sul terreno che tra l'altro soffre di subsidenza, cioè, è follia pura immaginare una cosa del genere. L'altro giorno mi pare che Moretti, amministratore delegato delle ferrovie, abbia detto che con la sostanza statale non si farà mai, e io sono d'accordo con lui, l'ho detto recentemente in qualche altro incontro, in qualche altro convegno. Qualcuno mi ha dato del tasso del visionario
io non sono arcaico, io sono convinto, forse lo sono anche, le mie figlie dicono che lo sono, perché in effetti a 53 anni si può anche permettere di diventare un po' arcaici, però io non credo di essere arcaico in questo caso, io sono convinto che il futuro, il progresso, la possibilità di fare impresa, di fare economia, di fare successo, di fare reddito è assolutamente legato nel nostro caso all'utilizzazione, alla promozione, alla valorizzazione massima, lo voglio ripetere, delle denominazioni di origine che non vanno sfruttate, ma devono essere occasione per un rilancio produttivo della qualità. Vi ricordo i nostri produttori del vino nella nostra zona che fanno già del vino di eccellente qualità, ma di migliorare ancora di più la qualità, perché quel POCG lì bisogna che sia fattore di crescita, fattore di sviluppo, diversamente è un limite per produrre di meno, per i disciplinari ovviamente vi obbliga a produrre di meno, quindi deve essere una